Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo come conclude il sesto capitolo del libro Frabato il Mago di Franz Bardor. Abbiamo visto appunto fino ad ora l'estrazione della famosa notte di San Giovanni all'interno della loggia FOGC e dunque siamo qui in attesa di capire come finirà la storia. Bene, cominciamo, ma prima di tutto vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Vi lascio i link comunque in descrizione per potervi agevolare nella ricerca. Vediamo dunque come conclude il capitolo 6. Il Gran Maestro si fermò e si guardò attorno speranzoso. Molti approvavano annuendo perché erano stati presenti agli spettacoli. Quando il Gran Maestro si accorse che questi fratelli sembravano ben disposti verso di lui, egli fu incoraggiato ad andare avanti, dicendo: «Miei cari fratelli, per favore considerate che io sono l'unico tra di voi che ha incessantemente cercato di distruggere questo nemico. Quindi dichiaro che egli ha influenzato Ellie ad estrarre il mio numero dal tamburo. Per questa ragione non posso convalidare l'estrazione». A queste parole un brontolio sommesso si sparse attraverso la sala, in quanto tutti avrebbero volentieri rinunciato a un'altra estrazione. I confratelli sapevano che la codardia e la paura mortale avevano guidato la mossa del Gran Maestro, tuttavia era impossibile contraddirlo apertamente perché era previsto nelle leggi della loggia che il Gran Maestro, se voleva, poteva chiedere una seconda estrazione. Questa cosa accadeva molto raramente e, tra tutte le 99 logge messe insieme, era successa solamente un paio di volte negli ultimi 2 secoli. Essendo stato indicato come candidato a morte, il Gran Maestro doveva abdicare al suo diritto di governare la loggia. Secondo il regolamento, il segretario doveva essere promosso alla posizione di Gran Maestro e presidente, ma il vecchio Gran Maestro poteva almeno aggrapparsi alla speranza di poter evadere quest'ultimo destino. Il segretario si rivolse ai membri. «Miei cari fratelli, con nostro rimpianto è il nostro stimato Gran Maestro ad essere stato scelto dall'estrazione. Egli ha guidato la nostra loggia coscienziosamente per molti anni ed ha guadagnato il nostro rispetto e, come sapete, egli ha il diritto di richiedere una seconda estrazione. La motivazione che Frabato abbia usato i suoi poteri magici per trasmettere la sua sentenza di morte è abbastanza comprensibile. Io suggerisco di prendere alcune precauzioni per la seconda estrazione perché abbiamo forze a nostra disposizione che sono capaci di eliminare l'influenza di Frabato. È previsto dal nostro regolamento che ogni membro può girare il tamburo 3 volte prima della prossima estrazione. Tutti quelli a favore alzino la mano». Tutti alzarono le mani, anche il Gran Maestro segnato dalla morte. Ed anche la seconda estrazione affliggeva pesantemente le anime dei confratelli, in quanto, se il Gran Maestro fosse stato corretto, nessuno di loro avrebbe potuto nuovamente essere condannato. «La proposta è stata accettata all'unanimità», continuò il segretario. «Vi ringrazio per la comprensione che avete mostrato verso il Gran Maestro. Il nostro prossimo passo è di determinare se Frabato sta esercitando un'influenza sulla nostra loggia in questo momento. Noi ce ne accerteremo con l'aiuto del nostro medium, fratello H. Per favore vai a prendere di nuovo la figlia del custode». Fratello H lasciò la sala e ritornò con la ragazza dopo pochi minuti. Il segretario, che non era solamente qualificato mago nero, ma un diplomatico esperto, le diede il benvenuto dicendo: «Cara Ellie, devo scusarmi per averti disturbato a quest'ora tarda, ma abbiamo ancora urgentemente bisogno della tua assistenza. Si sono presentati alcuni problemi che vorremmo risolvere con il tuo aiuto. Compenseremo il tuo disturbo con un compenso doppio». Sebbene ella conoscesse bene l'ambiente, le sembrava che un sentimento particolarmente sinistro regnasse nella sala. A dispetto di ciò, ella rispose con il suo tono naturale: «Non mi importa dell'orario, per tutti quei soldi sarò ben lieta di aiutarvi». Fu messo un divano nel mezzo della sala ed Ellie, seguendo la procedura, volontariamente vi si sedette sopra. 21 fratelli si misero a cerchio attorno a lei ed il segretario la pose in un profondo stato ipnotico. Quindi evocò in lei uno stato di chiaroveggenza e le diede il seguente ordine: «Fai visita in spirito a Frabato e dimmi cosa sta facendo». Dopo una breve esitazione, Ellie brevemente riportò che Frabato era sul palcoscenico, eseguendo la sua usuale dimostrazione. Quando le fu chiesto se egli stesse esercitando qualche influenza su di lei, Ellie disse decisamente di no.
L'eccitazione nella sala crebbe considerevolmente perché tutti iniziarono a capire che le precedenti asserzioni del Gran Maestro erano state contraddette. Il segretario richiese il silenzio. Il Gran Maestro si sedette sulla sedia visibilmente pallido, sapendo molto bene che quest'ondata di agitazione era diretta verso di lui. All'improvviso saltò in piedi e gridò nella sala: «Fra Bato vi sta influenzando tutti! E se non è lui stesso a farlo, allora egli sta inviando le sue entità. Egli ne ha migliaia a sua disposizione». L'accusa che Fra Bato avesse migliaia di spiriti, mentre ogni membro della loggia FOGC aveva solo un singolo spirito servitore, non solo sorprese i presenti, ma incrementò grandemente l'ansietà nella sala. Il Gran Maestro capì il suo sbaglio immediatamente. Invece di umiliare Fra Bato, aveva umiliato se stesso e la sua stessa loggia. Esausto mise le mani in testa, mormorando disperato: «Ho i nervi a pezzi, non posso più continuare così». Il segretario richiese energicamente a gran voce il silenzio e riuscì a calmare l'uditorio. I 21 fratelli formavano ancora il cerchio attorno alla ragazza dormiente, a cui il segretario si rivolse nuovamente con voce penetrante. «Quando ti sveglierai sarai libera da ogni influenza. Nessun potere al mondo sarà capace di influenzarti, sia consciamente che inconsciamente. Nessuna entità esterna potrà influenzarti. Tu farai tutto secondo la tua volontà». Silenziosamente egli evocò 4 principi oscuri degli elementi agli angoli della sala per assisterlo nel fornire ulteriore protezione contro qualsiasi influenza magica. Il numero del Gran Maestro fu messo in una nuova busta e messo nel tamburo. I fratelli che avevano formato l'anello ripeterono mentalmente la formula necessaria a rendere il cerchio magico efficace. Il segretario risvegliò la medium con le parole appropriate. Ella fissò attonita i volti sconcertati che la circondavano. Mentre riguadagnava le sue facoltà, egli pensò che era avvenuto qualcosa di inusuale mentre stava dormendo. Il segretario la bendò con cura e la condusse al tamburo, chiedendole di prendere un'altra busta. Egli raggiunse con calma il suo interno e ne tirò fuori una. Le fu chiesto di attendere per un quarto d'ora in una stanza adiacente, dicendole che il suo aiuto sarebbe potuto essere necessario nuovamente. Ritornando direttamente nella sala, egli prese la busta prescelta e con mani tremanti ne tirò fuori il numero. Era di nuovo il numero 1. Un gemito di tortura scappò dal petto del Gran Maestro. Ora sentiva di essere perduto irrimediabilmente. Gli altri confratelli emisero un sospiro di sollievo. Tutti i loro dubbi erano scomparsi perché la sentenza di morte aveva trovato il suo obiettivo. Nonostante ciò, gli eventi della sera avevano causato un risveglio di coscienza tra alcuni di loro. Piena d'aspettativa, l'assemblea diresse la sua attenzione sul Gran Maestro, che ora doveva accettare la sua sentenza. Alla fine questi si riprese, ma solo per gridare con una paura mortale: «Impossibile, impossibile! Non credo in questo giudizio. Qui c'è qualcosa che complotta contro la mia persona per distruggermi. Anche se non è stato Fra Bato, ci sono forze a sua disposizione che sono responsabili di tutto. Io invoco il mio diritto ad una terza estrazione, solo allora ammetterò la mia sconfitta». Una terza estrazione doveva essere ratificata da un voto di maggioranza. Il segretario si alzò per parlare. «È nel diritto del condannato di domandare una terza estrazione. La terza estrazione può essere impedita se manca la necessaria semplice maggioranza dei voti. Ricordate, rifiutare il diritto del Gran Maestro a tale estrazione getterà seri dubbi sulla validità del processo ed anche sugli statuti della loggia. Tutti coloro che approvano una terza estrazione alzino la mano, per favore». I drammatici eventi della serata avevano profondamente demoralizzato molti fratelli. Essi erano divisi dal timore di perdere le loro vite e la speranza che il verdetto avrebbe avuto una terza conferma. Dopo pochi minuti, comunque, 60 membri votarono sì ad una nuova estrazione. Il destino avrebbe preso il suo corso. Durante la preparazione della terza estrazione, il Gran Maestro saltò in piedi e gridò selvaggiamente: «Questa volta io stesso sceglierò la sorte, perché né Fra Bato né alcuna forza al mondo può influenzarmi». Dopo che ebbe pronunciato queste parole, il segretario corse fuori a pagare Ellie e mandarla a casa, informandola che i suoi servigi non erano ulteriormente richiesti. Tornando nella sala, andò direttamente verso il tamburo e lo preparò per la terza volta. Questa volta la procedura filò piuttosto rapidamente, in quanto i membri diedero i loro 3 giri al tamburo in tutta fretta, ansiosi di finire.
Dopo che il tamburo si fu fermato, il segretario bendò il Gran Maestro con lo stesso panno che aveva usato prima con la medium. Di nuovo tutti restarono in silenzio col fiato sospeso. Il Gran Maestro frugò freneticamente tra le buste, ne afferrò una e la tirò fuori. Prima che il segretario potesse aiutarlo, si era già tolto la benda dagli occhi e l'aveva lanciata a terra. Con le mani tremanti aprì l'involupo e tirò fuori il numero. Era il numero 1. Lo guardò come ipnotizzato. Ancora la faccia distorta dal demone gli comparve di fronte e una risata sprezzante gli risuonò nelle orecchie. Egli cadde a terra svenuto. I confratelli portarono il Gran Maestro in una stanza vicina, senza più indugi, e lo lasciarono riposare su di un divano. La sua posizione come Gran Maestro e presidente della loggia era irrevocabilmente perduta. Ora non era altro che un condannato a morte. In uno degli incontri successivi il segretario sarebbe stato eletto ufficialmente Gran Maestro della loggia ed il più astuto tra gli altri fratelli sarebbe diventato il nuovo segretario. I drammatici e tragici eventi delle ore appena trascorse lasciarono una profonda impressione in tutti loro, al punto che l'avrebbero ricordato per tutta la vita. Sebbene alcuni erano affiliati alla loggia da molti anni, non avevano mai esperito un'esperienza come quella di questa sera. Il nuovo Gran Maestro decretò mezz'ora di intervallo. La sala si svuotò. Molti avevano bisogno di una boccata d'aria fresca e si radunarono nel parco in piccoli gruppi per discutere gli eventi della serata. Altri cercavano di ricomporsi nel salotto. Bene, per questa sera terminiamo qui la lettura e proseguiamo domani sera. In effetti non abbiamo finito ancora il capitolo numero 6, ma lo finiremo molto presto. Intanto abbiamo appena scoperto le sorti del Gran Maestro e vediamo come si svolge ancora questa vicenda. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al canale del maestro, sì, è del Marietto veneziano. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!